guardandomi all'interno come sono abituato, mi sono detto: hai fatto il possibile, sei stato rispettoso con i tuoi avversari? Sì, e allora da lì io sono l'uomo più tranquillo del mondo, come ho già affrontato tanti altri di questi momenti, magari in condizioni diverse, in palcoscenici diversi, ma è giusto così. Si è dovuto aspettare la mezzanotte per avere l'ufficialità di un verdetto senza appello, ma Oscar De Pellegrina, da ex campione paralimpico di tiro con l'arco, ha mantenuto calma e concentrazione fino alla fine, centrando l'obiettivo al primo turno e fermandosi al 50,7% dei consensi, oltre 20 punti percentuali in più rispetto a Giuseppe Vignato, sostenuto tra gli altri dal PD, che a sua volta ha distanziato di 12 punti l'altra contendente Lucia Olivotto, seconda anima di un centro-sinistra che si è presentato balcanizzato. Niente ballottaggio dunque all'ombra della Gusela, dove alla promessa di cambiamento si aggiunge quella di un rilancio all'insegna delle Olimpiadi e per De Pellegrin, visto il curriculum, non potrebbe essere altrimenti. Io la vedo come una grande opportunità, ecco, è un treno che passa e passa dopo tantissimi anni, quindi 70 anni ora, chissà quando ripasserà, quindi bisogna che il capoluogo insieme alla provincia e a tutti gli enti preposti siano pronti, ecco, ad accogliere e sfruttare, ecco, sicuramente questa opportunità. Lucia Olivotto, già vice sindaca uscente, è pronta a esercitare il suo nuovo ruolo nell'assemblea di Palazzo Rosso. Avremo un gruppo consiliare di 4 persone e quindi siamo pronti a fare il nostro lavoro tra le file della minoranza e saremo a disposizione per collaborare sui temi buoni che ci stanno a cuore per la nostra città, ma al tempo stesso saremo anche pronti a stigmatizzare le cose che noi non condividiamo. Primo partito a Belluno e Fratelli d'Italia che stacca PD e Lega. Chiaro che con il voto di domenica sia cambiata radicalmente la geografia politica cittadina. Resta un dato, quello della disaffezione. A Belluno si è presentato al voto meno di un cittadino su due, poco più del 46,5% del totale, un dato che fa riflettere sia maggioranza che nuova opposizione. Disaffezionarsi alla politica, in particolare alle scelte amministrative locali, direi che è essenzialmente fondamentalmente un errore. Insomma, bisogna partecipare, dare il proprio contributo in modo da contribuire a definire quelle che sono le scelte del proprio comune nel prossimo futuro.